Buonasera, Buonasera. mi vedi? Sì, io ti vedo. Siamo in diretta? Esatto. Benissimo. Ciao, come stai? Tutto bene, è un piacere Piacere. vederti. Aspettiamo un po', magari. Sì, ho solo una preoccupazione nel caso il video tenti di... No, vabbè, penso che si veda perché l'ultima diretta che ho fatto via Instagram, l'immagine comunque non era nitida. Vabbè, ma penso Ok. che basta, stia andando bene. Anche a me sembra. Magari poi dopo possiamo chiedere anche appunto a quelli che si collegano come vedono. Va bene. Abbiamo fatto abbiamo pubblicato le interviste in diverse testate online, quindi la maggior parte delle persone già hanno letto più o meno l'argomento di cui parleremo, e anche l'interesse che tu hai mosso verso questo romanzo. Io ti ringrazio e ti sono grata. Io so che tu studi a Bologna, giusto? Esatto. All'università, quindi Mhm. sei allieva anche di Bertoni. Sì, sono stata sua allieva l'anno scorso, Sì, abbiamo avuto un suo corso. io ho condiviso, so che all'Università di Bologna c'è lui, insegna lui, quindi vabbè, facciamo un saluto all'Università di Bologna e tutti lì, nella speranza che io possa andarci quanto prima, perlomeno per parlare del romanzo, perché da tempo comunque parlo con diversi amici e colleghi anche di Bologna. Ultimamente ho fatto una diretta anche sulla strage di Bologna con un amico, un poeta. Quindi sarebbe bello vedersi poi da vicino. Ecco. Eh, Volevo anche ringraziarla per comunque avermi dato la possibilità di leggere il suo libro. È un No, libro ma non che... darmi del lei, per favore, non Ecco, darmi del lei, ti prego. Io do del perché lei, ma quando si tratta di situazioni di stanza, ma la nostra non è una situazione di stanza, non preoccuparti. perché è un libro che mi è rimasto molto dentro. Sono riuscita a rivedermi nei personaggi in vari aspetti, ogni personaggio in qualche modo aveva un frammento di me al suo interno e quando riesco a trovare questo in un libro è sempre una forte emozione perché la letteratura mi ha insegnato nel tempo che non siamo soli nonostante tutto e il tuo libro mi ha comunicato anche questo durante la lettura. Ecco, ci Ti tenevo a sono dirlo. grata, grazie. Sì, partiamo dall'origine. Mhm. Allora, il libro è questo e si intitola appunto Origami. Allora, il libro è pubblicato Campanotto. Campanotto, nel panorama letterario, è un editore che da quello che io so, non è mai stato presentato nemmeno al premio Strega. È un editore che si occupa principalmente di poesia, infatti è molto stimato e i maggiori poeti che sono di nostra conoscenza hanno pubblicato per Campanotto qualche libro. Quindi il fatto che io abbia pubblicato con Campanotto suona già come un qualcosa di nuovo, di inusitato. Campanotto gestisce anche una rivista che si chiama Zeta ed è una rivista di poesia sperimentale o comunque poesia visiva. Noi quando ci rifacciamo alla poesia visiva parliamo di un poeta che ha significato molto per la generazione, insomma, degli ultimi anni del Novecento come Adriano Spatola. E loro con questa rivista fanno spesso riferimento a lui. Io ho letto anche una piccola sua poesia tramite i social, faccio sempre di queste letture, però non ho mai accompagnato una vera e propria riflessione. Allora, quindi partendo dalla presentazione di questo editore che è friuliano, tra l'altro, in Friuli, è di Pasan di Prato, quindi stiamo parlando vicino a Pordenone.
Mhm. Vabbè, limitrofi troviamo Samuele Editore ed altri editori di mia conoscenza che tra l'altro tutti conosciamo. Di quelle zone sono Villalta, poi sì, Pasolini, al tempo, Cappello al tempo, quindi la zona dell'editore è quella. Chiaramente io sto presentando, come fanno tutti, un po' nelle zone che sento attrarmi, di cui io sento l'attrazione, nelle città che mi accolgono. Quindi in questo ringrazio Bologna che mi ha accolto bene anche nelle interviste che abbiamo pubblicato. Io ho avuto modo di parlare un po' della mia interiorità, quindi ti ringrazio perché non so come, ma tu sei entrata in un momento molto di scelta che in realtà non è una vera e propria scelta, si parla di scelta quando si affrontano delle direzioni letterarie, quale direzione vuoi avere in qualità di autore? Chiaramente il discorso autoriale mira sempre alla stessa cosa. Due sono gli obiettivi, chiaramente. Lo strega, vincere lo strega, che è il maggiore premio in Italia, e diventare una penna. Diventare una penna significa che nel momento in cui tu assumi un successo, hai una rilevanza, il tuo nome viene ad essere comunque richiesto sia dagli editor, dai giornalisti, quindi inizi a mettere quelle virgolette, inizi comunque a fare, a sostenere la tua stessa firma, a sostenere un tuo pensiero. Questo è l'obiettivo chiaramente degli scrittori. I critici invece hanno l'obiettivo di creare delle familiarità poetiche. Quindi l'obiettivo del critico è creare le architetture, penso che tu sei una studiosa, quindi lo sai meglio di me, creare delle architetture, ecco, come un albero con i rami si dirama, il compito del critico è appunto quello di creare delle familiarità, delle famiglie di paragone, ma anche periferiche. Prima, tanti anni fa, si parlava comunque di una situazione legata al territorio, quindi molto spesso, come ho detto anche in alcuni video, le scrittrici, così come le poete, ma in questo caso parliamo di scrittrici, facevano rete tra di loro a seconda delle regioni di provenienza. Il discorso è un po' cambiato soprattutto dopo la pandemia, che tutto si è digitalizzato e il lavoro è diventato per la prima volta nella storia, così massimamente, è diventato un lavoro che si può fare da casa. Noi italiani non eravamo per nulla abituati a questo, abbiamo dovuto vedere comunque una trasformazione sociale non indifferente, lo Stato che ha regalato computer, che ha regalato agevolazioni proprio appunto perché tutti potessero usufruire di questi mezzi. Quindi chiaramente il discorso territoriale si è un po' venuto a perdere, però questo ha degli aspetti positivi perché è chiaro che ogni scrittrice è scrittrice a livello nazionale, quindi si parla di scrittori sì a livello nazionale. Quindi una volta che abbiamo definito comunque questo percorso di campo, volendo parlare quindi sì di questa scelta che alla fine è stata fatta e non è altro che una scelta di senno, di raziocinio, tutte le scelte sono scelte che si fanno per una grazia, per un principio comunque di serietà, per un principio di dignità intellettuale. Si fanno poi le scelte giuste, le scelte migliori di campo. Quindi tu sì, sei entrata, non so come, probabilmente mantenendo anche una tradizione che veniva da me, come da me, dagli altri prima di me, quindi tu mi hai aiutato a portare avanti questo tipo di campo e questo tipo di tradizione e spero che potrai in un certo qual modo anche concretamente fare qualcosa. Mi farebbe piacere che tu scrivessi nel giornale letterario o altre cose di cui io posso metterti a disposizione e che mi appartengono, spero lo farai. Allora, in questa descrizione di campo troviamo questo romanzo che si chiama appunto Origami. Origami è un romanzo, prendo in prestito le parole di Nabokov, è un romanzo che nasce da una favola, è un mondo costruito in un altro mondo. Ecco, Nabokov dice spesso che l'arte è una mistura tra la precisione della poesia e l'intuizione della scienza.
Chiaramente io venendo da un processo scientifico e da un processo anche poetico, con Origami sostanzialmente ho reinventato il mio mondo. Il mio mondo reinventato è il mondo di Itac, che è una realtà reinventata che comunque è contemporanea, che può essere tutte le città che vogliamo. È una città in cui c'è una biblioteca abbastanza grande, molto grande, su 3 piani, che io descrivo nel corso del romanzo. Il romanzo è un cosiddetto romanzo breve, anche se la formula di scrittura adottata per Campanotto non è quella delle major, per intenderci dei grandi editori, che magari su una pagina con la scrittura più larga e la grafia più larga, i paragrafi più stretti, questo libro sarebbe potuto essere 200-250 pagine più. Quindi in questo tipo di impaginazione risulta un romanzo breve. La biblioteca di Itac è una biblioteca che al di fuori sembra moderna, anche se all'interno è gotica, è piuttosto gotica perché, come vediamo, per chi ha letto già il romanzo, c'è addirittura un episodio dove sta per prendere fuoco, quindi ci immaginiamo veramente quelle biblioteche antiche dove ci sono le tende, ancora i candelabri, si parla ancora proprio delle biblioteche più antiche che conosciamo. Allora, la città di Itac comunque è una città che resta aperta al mondo perché i paesaggi, così come i territori, sono territori contemporanei e anzi è un romanzo legato al mondo, veramente secondo dei processi, se vogliamo, molto contemporanei, perché abbiamo dei personaggi che si trovano a Chicago, abbiamo dei personaggi che vanno a Tokyo, che vanno nel sud della Francia e non volendo proprio dire ogni particolare, ma comunque si muovono nel paesaggio contemporaneo. Quindi sì, la biblioteca di Itac è aperta anche a degli studenti di un'università. Quindi in questa biblioteca effettivamente si rimanda proprio a tutto quello che è appartenente al campus novel, al romanzo cosiddetto accademico, non per citare Stoner, a cui comunque faccio riferimento nel romanzo, però preferirei parlare, in questo caso preferirei dire che mi ha ispirato in questo il Nabokov di Penin, di Fuoco Pallido. Lui era abbastanza fissato per la scrittura di questi ambienti universitari, soprattutto negli anni statunitensi. Quindi parliamo che nel momento in cui è scappato poi dalla Germania, ed è andato a lavorare in California, negli Stati Uniti, il Nabokov non aveva ancora tutta quella possibilità di scelta, sia lessicale sia di vita, si arrangiava comunque a insegnare, continuava a fare la sua attività di etnomologo e sopravviveva in questi termini. Non aveva ancora raggiunto il successo di Lolita. Poi dopo il successo le cose sono veramente cambiate. Quando insegno a Cornell, in quei momenti Nabokov descrive molto degli ambienti accademici, quindi in questo si fa anche riferimento alle biblioteche. E proprio questo punto insomma, mi ha spinta a scrivere un romanzo sulle biblioteche. Ehm, Ripeto, un'altra citazione da Nabokov. Nabokov dice anche che uno scrittore è narratore, maestro e incantatore. In effetti è così, io non so se sono riuscita a incantare i lettori. Volevo chiederti se insieme potevamo leggere delle parti del libro perché non sono mai state lette. Sì, in effetti Origami potrebbe risultare un incanto, se ci sono riuscita, potrebbe risultare un incanto. Perché a differenza per esempio di Mansfield Park, di Jane Austen,
Chiaramente questo romanzo non è un romanzo che descrive le scene, è un romanzo che è su un flusso libero reinventato, ma è un flusso libero contemporaneo, quindi non si occupa propriamente, come ho sempre detto, di descrivere per raccontare, cosa che invece sto facendo nel secondo romanzo, ad esempio, e farò negli altri. Quindi non viene descritta la scena insomma, in un modo approfondito con questo tipo di dettagli. I dettagli sono più simbolici, i dettagli hanno a che fare più con un contesto sociale, una problematizzazione sociale, perché il romanzo parte comunque come un romanzo sociale. Quindi sì, anche in Origami, come in Mansfield Park, c'è una orfana, però questa orfana non è un'orfana che mira a un'ascesa sociale, non mira assolutamente a- a fare un compromesso, a pagare un prezzo per questa ascesa sociale, perché chiaramente, soprattutto nei secoli passati, una donna nata povera era costretta a fare di tutto per migliorare la sua condizione sociale. Io ho citato nelle altre dirette Maud Flandre, ma per dire molta letteratura del romanzo dopo il romanzo picaresco fa proprio riferimento alla condizione della donna come figura eh, in continua tensione per un'ascesa sociale. Nabokov parla di una Cenerentola, in realtà la condizione di Fanny in Mansfield Park era propria di tante donne della fine dell'Ottocento e dell'epoca vittoriana che viveva l'Austen. In questo caso, 200 anni dopo, chiaramente la donna è cambiata totalmente e la visione anche della donna nella società è cambiata drasticamente. In 200 anni la differenza è abissale. Se volessimo fare un paragone tra Fanny ed Olga, dovremmo cominciare a dire che Olga non va incontro a una situazione di ascesa sociale. Lei non vuole sposare il marito perché è ricco, perché è facoltoso, perché è caldo, perché è voluto da molte. Non le fa gola questo tipo di società, cosa che invece avrebbe fatto di certo gola a Fanny, che alla fine era una ragazza poverina, una ragazza povera, odiata dai parenti più stretti. Solo Edmund la comincia ad osservare, la comincia ad amare per poi alla fine prenderla con sé. Quindi sì, volendo la differenza è sostanziale nella condizione della donna, perché Olga nasce orfana, però cresce come Fanny nella famiglia di provenienza, ma lei da adulta, da giovane, andrà a vivere lontano dai nonni, nonostante i nonni abbiano una villa immensa, la Villa Miso dei nonni, non quella futura di Olga. E lei così, siccome è svampita, è ribelle, è un po' alle volte fuori dal contesto suo, è un po' veramente strana, e prende la decisione di andare a vivere da sola. Quindi lei già è la condizione diversa della donna, la donna ha più possibilità, la possibilità di fare carriera, la possibilità di essere autonoma, soprattutto Olga ha la possibilità di essere una donna intellettuale, perché lei già da piccola, già dalle medie, una piccola, cresce con la cultura, cresce con la voglia di imparare, una piccola intellettuale. Quindi all'epoca dell'Ottocento, fine Ottocento, le arti che poteva imparare la donna erano quelle del ricamo, del pianoforte, del disegno. Queste venivano intese come le virtù. Chiaramente c'era un'educazione vittoriana che conosciamo come era fatta a Londra. Oggi le cose sono totalmente cambiate 200 anni dopo. Una donna già nell'epoca della scolarizzazione di massa, già le bambine dai 3 anni possono andare all'asilo nido, all'asilo. Il processo di informazione e di cultura è veramente totalmente diverso. Mhm. Olga è un'eroina allora?
o è un'antieroina, perché si parla del fatto che Fanny è proprio l'antieroina, perché Fanny rispetto a Elizabeth Bennet, rispetto ad Emma, non prende mai posizione, Fanny è un po' lenta, è un po' remissiva, timida, insomma non ha grinta, pare spesso così all'interno di Mansfield Park, però non definirei Fanny un'antieroina. Così come Olga non è affatto un'antieroina, ma non è nemmeno un'eroina, perché Olga non fa nulla che è al di fuori delle sue possibilità, non può essere intesa come un'eroina. In questo caso potrebbe essere inteso un vero eroe contemporaneo più Edoardo, che fa la scelta di lasciare tutto per andare a fare un'indagine in Africa. Quindi sì, l'aspetto degli eroi nel romanzo esiste, gli eroi del nostro tempo. Edoardo è un eroe del nostro tempo. Ehm, sì, e in questo si sviluppa anche la formula di che cosa si intende per un'azione al di fuori del comune che comunque tende all'eroismo, tende a gratificare l'umanità e non soltanto il fabbisogno del singolo. Ecco, quindi in questo Fanny non è tanto un'eroina perché Fanny si accomoda semplicemente nella sua condizione e fortunatamente le cose alla fine le vanno bene. Proprio perché lei si abbandona in un certo qual modo alla provvidenza. Olga non si abbandona alla provvidenza perché lei avrebbe potuto fare molto meno di quello che alla fine fa, perché lei è appassionata anche verso il figlio, è appassionata verso la redazione di origami, è appassionata verso la biblioteca, quindi lei sì, è una donna molto appassionata, però non direi che alla fine è un'eroina, perché lei aveva già tutto, insomma, facile, non hanno dovuto attraversare questo percorso di ascesa sociale. Quindi sì, parlando di quale probabilità è affidabile a dei protagonisti come quella dell'essere eroe, io direi che Edoardo è un eroe moderno. Edoardo sì lo è. E non credo che Olga sia un'eroina nel romanzo. Collegandomi al suo discorso, volevo fare una domanda su proprio Olga, perché lei è accompagnata da queste due ombre che per tutto il romanzo il lettore fa anche fatica a comprendere se siano personaggi in carne ed ossa o se siano appunto delle ombre che sono presenti solo nella testa della protagonista. E volevo chiederle se questa presenza, queste due ombre, Rossana e Emilio, che le consigliano, la criticano, sono un punto di forza o rivelano una fragilità di Olga? Allora, sì, per quanto riguarda sempre il rifacimento comunque al romanzo contemporaneo, il romanzo contemporaneo è chiaramente un romanzo di stampo anche psicologico. Io credo che oggi sia difficile affrontare un romanzo senza trattare dell'inconscio, quindi partiamo già dal presupposto che tutta la letteratura finisce per essere una letteratura dell'inconscio. Io ho voluto definire bene quella che chiamiamo la triangolazione nel romanzo. Sì, anche nei romanzi di Moravia, ma in generale in molta letteratura troviamo la triangolazione. Io ne ho già parlato attraverso alcuni articoli dove appunto facevo riferimento a Re, Donna e Fante di Nabokov. Nabokov anche in Ada sviluppa il tema della triangolazione. Questo perché? Perché dalla triangolazione alle volte i critici hanno scritto che solo dalla triangolazione si riesce a raggiungere l'analisi, perché solo tramite lo specchio e il superamento del doppio per alcuni si può fare una riflessione un po' più concreta. Io non sono propriamente d'accordo con questa tesi perché tanti sono i modi per muovere un'analisi sia del tempo che un'analisi letteraria.
sì, noi possiamo anche superare il dualismo, ma il superamento del dualismo non sta propriamente nella contemplazione di tre elementi per raccogliere un'analisi. Questo non è detto. Poi chiaramente potremo parlare più approfonditamente di questo. Il discorso quindi della triangolazione andava normalmente affrontato e mi sono detta che andava affrontato già dal primo romanzo per non riportare poi il discorso della triangolazione un po' troppo avanti, un po' troppo in là. Nabokov Mhm. fa vari tipi di riferimenti alla triangolazione, spesso nei romanzi, ma se pensiamo alla stessa Lolita, c'era sempre la mamma, la figlia, Dolores e Humbert. Se pensiamo ad Ada, Ada è un discorso, è un romanzo sulla triangolazione, purtroppo, di un amore incestuoso tra cugini, tra l'altro ispirato anche da Mansfield Park. Perché Nabokov si è ispirato alla Austen per scrivere Ada, quindi la triangolazione è un effetto naturale. Quanti romanzi vediamo scritti tra due fratelli e una sorella, tra due sorelle e un fratello, tra due amici e un'amica? Ecco, io ho voluto evitare la familiarità per usare la triangolazione, ho voluto evitare la commedia perché poi nella triangolazione si sfocia con la commedia. Chiaramente, Mhm. come Austen, come anche Nabokov ha fatto, la triangolazione va misurata bene. O gli dedichi un intero romanzo come Re, Donna e Fante, o cerchi un espediente che probabilmente era quello del realismo magico o era quello del romanzo psicologico. E in parte sì, queste due figure rappresentano quella che è la parte inconscia della letteratura di Origami. Quindi sì, queste due figure noi fino alla fine non sappiamo se sono figure che appartengono alla verità, che sono figure che si vedono sulla scena, o sono Mhm. figure che sono delle proiezioni non riuscite a volte della mente di Olga. È particolare però il momento in cui compaiono, perché compaiono sempre in dei passaggi topici all'interno Mhm. del romanzo. Quindi sì, la triangolazione sviluppa da un lato il superamento del dualismo, quindi mi piaceva veramente affidare a questa mia pupilla due anime Mhm. che ne ampliassero le gestualità, ma così come ne ampliassero il senso. E mi piaceva anche coinvolgere l'aspetto di ognuno di noi. Ognuno di noi ha sia sempre sia un'amica immaginaria, quella ideale, e sia l'amante ideale, perché Olga comunque è una donna, a differenza di Fanny, per esempio, di tante donne che in dei romanzi non hanno una visione aperta del sesso, non hanno una visione matura, non sono donne a cui è affidato anche un ruolo culturale, un ruolo sociale. A differenza di questo, Olga è una pioniera perché è una donna di inizio secolo molto aperta, di vedute molto ampie. Lei parla anche del sesso in modo mai compassionevole, mai vittimistico. Lei è sempre, non audace, però è sempre in una posizione attiva, se vogliamo. Quindi il fatto che lei abbia questa visione anche del sesso, soprattutto dopo il matrimonio, matura, aperta, le dà lo slancio poi per quello che è invece l'ombra della sessualità. Quindi le vengono suggeriti dei pensieri non solo di tradimento, non solo insomma un po' demoniaci, però le vengono suggeriti dei pensieri che la riporterebbero a delle azioni illecite. Ecco, io ho Mhm. voluto evitare proprio l'azione illecita e ho voluto solo che fossero potenziali, quindi sono solo dei pensieri potenziali che le vengono suggerite da Emilio e da Rossana. Ma è la stessa cosa molto più semplicemente del diavoletto e dell'angioletto, quindi ognuno di noi ha un angioletto e un diavoletto vicini che suggeriscono alle volte come comportarsi. Ehm,
sì, in effetti la chiamata di Olga è quella di essere una bibliotecaria. Mm. Il fatto era questo, che la biblioteca, come viene descritto, non offriva la possibilità di fare carriera, perché la bibliotecaria, anche se aveva degli impiegati a suo seguito, non poteva fare carriera più di tanto. E invece Olga conosce 5 lingue, è una donna di ampie vedute, è una donna che comunque da bambina è, è spinta al sogno. Mhm. È una donna contemporanea, è una donna libera, è una donna che comunque a cui è affidato anche un mandato di inizio secolo nel mio immaginario letterario. Quindi in questo Olga è piena di coraggio e affronta questa chiamata cercando uno stile. Mm. Quindi lei si libera dalle catene vere e proprie della biblioteca con questo giornale. Quindi lei non ha tempo per nulla, infatti viene scritto nel romanzo che lei è una che non ha mai tempo perché è avara del tempo, ecco, proprio appunto perché lei lavora in biblioteca, quindi si occupa della biblioteca e degli impiegati, perché ne sono 20 quasi, o più di 20, e quindi quando esce dalla biblioteca non ha più tempo per fare nulla. Quindi, se vogliamo, lei non può dedicarsi a un'amica, a un amante, non ne ha il tempo. Quindi chissà se alla fine lei li immagina o li vede materialmente o li vive. Però lei, una volta uscita dalla biblioteca, poi si occupa della redazione del giornale. Quindi in questo è anche il tentativo di descrivere quanto l'impiego del tempo è totalmente differente rispetto a quello dei secoli passati. Mhm. La donna ha molte più possibilità di impiegarsi, di reinventarsi, di assurgere a un ruolo più incisivo, al pari degli uomini. Ecco perché la particolarità di questo romanzo è che Olga è pari a Gustavo, non è Mm. mai meno a Gustavo, non viene mai ad essere inferiore a lui. E in questo c'è una grande, secondo me, una grande riflessione che va affrontata e che è iscrivibile anche nel romanzo sociale. Mhm. Certo. E visto che lei è anche autrice di raccolte di poesie liriche, come scritto d'autunno, corsivo, volevo chiederle quanto aveva influito la sua anche esperienza di poetessa poi nella realizzazione di questo romanzo e quanto secondo lei è importante la poesia per la formazione di un autore, di uno scrittore. Allora, sì, come ho detto prima, anche Nabokov dice che lo scrittore ha comunque l'intuizione della scienza e la precisione della poesia. Che cosa si intende con quella precisione? La precisione lui la intende nel dettaglio. Nel dettaglio, anche i miei dettagli non sono legati alla scena perché come ho detto, per descrivere l'intera vita di Olga, quindi l'intera fiaba di Olga, ho preferito non scrivere un romanzo di scene, non scrivere un romanzo di dialoghi, di dettagli, ho preferito scrivere una storia lunga sulla vita Mhm. di Olga. E questa storia lunga ha però dei punti fissi in dei dettagli simbolici della vita della protagonista. Questi dettagli simbolici essenzialmente riguardano l'amore e riguardano in un certo qual modo anche la poesia. La poesia però è intesa come stile, Ok. non solo come visione delle cose. Si fa riferimento anche a dei poeti giapponesi, si fa riferimento comunque a tanti aspetti poetici nel romanzo. È un romanzo poetico, si nota che è un romanzo poetico scritto da una poeta, però è ben assestato nel sociale, ben assestato nel tempo. E, sì, in definitiva, io credo che potremmo leggere
una parte del romanzo per far capire più o meno lo stile che ho utilizzato e cosa magari si intendeva per dettagli. Ecco, Nabokov ha scritto di accademici e ha scritto anche a volte all'interno dei romanzi della questione della lingua, avendo lui difficoltà a tradurre all'inizio dal russo all'inglese, poi ha scritto i romanzi totalmente in inglese. Chiaramente la maggior parte delle riflessioni di Nabokov intorno alle parole erano riflessioni sulla natura proprio delle parole in traduzione. Lui giocava spesso con questo, a lui piaceva molto, come a tanti scrittori che comunque emigrano e quindi hanno a che fare con una nuova lingua. Però questo io non ho usato perché io non mi trovo a parlare in un altro stato, io sono nel mio stato e non mi occupo di questo. E anche perché oggi la situazione della lingua, perdonami, però io la vedo comunque abbastanza bistrattata, abbastanza di moda. Quindi, essendo Nabokov uno fuori dalle mode, lui odiava le mode. E come è scritto anche in internet, spesso lui era politicamente scorretto. Lui è uno di quei scrittori che si dice politicamente scorretto. Quindi io non mi sono sentita assolutamente di affrontare la questione della lingua, perché lo immaginavo che comunque da 10 anni la questione della lingua va avanti e i linguisti non si mettono d'accordo, si firmano petizioni, è una questione abbastanza bistrattata, quindi non mi sentivo di volerla affrontare. Mi sentivo di cavalcare un'onda, ma secondo un'importanza irrilevante di fondo, veramente irrilevante. Quindi, per parer mio, anch'io ho un po' di aura politicamente scorretta. Allora, sì, in effetti, quindi, invece mi sono concentrata su quello che lui dice sul richiamo all'ironia o al sarcasmo, così come sì, anche l'utilizzo di alcune formule che potrebbero sembrare snob verso i personaggi stessi, eppure non lo sono, perché questo è un romanzo scritto in terza persona, quindi era molto più semplice separarsi dai personaggi. Non saprei quale parte leggere, però volevo leggere una parte proprio appunto per far capire che cosa io ho inteso per un linguaggio, se vogliamo, poetico. Mhm. Hai delle parti che preferiresti che io leggessi? Molto bella la parte della danza tra che Olga si mette a Sì, danzare in reggiseno con la sua sì. collega. Per me è stata anche quella molto poetica. Sì, quelli ci sono anche dei tratti abbastanza erotici, proprio appunto perché questa biblioteca è una biblioteca contemporanea, quindi nei momenti in cui e aveva delle grosse sale vuote, completamente Mhm. vuote, quindi nei momenti in cui i bibliotecari si sentivano un po' repressi, chiaramente noi oggi vediamo delle biblioteche, poi parleremo del sistema bibliotecario contemporaneo, però le biblioteche che vediamo adesso nei vari distretti, nelle varie città, non sono chiaramente ripercorribili come le grandi biblioteche che alle volte oggi troviamo vicino alle abbazie, vicino alle chiese. Ecco, la biblioteca di Itac è una di quelle grosse biblioteche con sale enormi. Io faccio sempre riferimento alla biblioteca di Durham che ho visitato in Scozia o le biblioteche della Rowling. Ecco, io non sono purtroppo alla sua altezza, ma si parla di quelle grosse biblioteche, non sono le biblioteche che vediamo noi oggi, insomma, nelle biblioteche del paese. In questa grossa biblioteca, quindi i bibliotecari, quando avevano un po' di tempo libero, andavano a ballare in una stanza che viene detta stanza degli invisibili. Andavano a ballare e spesso si trovava quindi Jeremy, Marianne e Olga si trovavano insieme in questa sala. Siccome noi abbiamo fatto delle interviste, ma non abbiamo scritto delle interviste, ma non abbiamo preparato le domande perfettamente, quindi stiamo seguendo l'ispirazione.
Vediamo se la riesco a trovare, se viene proprio davanti agli occhi. Perché anche in una intervista a cui abbiamo risposto, ho parlato sì di questa stanza degli invisibili, ho parlato ehm, anche del matrimonio, della scena del matrimonio che mi era molto piaciuta. Però al momento, ecco, per esempio, questa è mi è capitata davanti questa fase del barbiere, perché se vuoi leggo questa, poi per chi non abbia letto il libro, rimando, magari mi mandano un'email per avere questa parte o comunque vedremo come fare per dargliela. Allora, sì, in effetti in questa parte che posso leggere c'è il riferimento a quell'ironia, quel sarcasmo di cui parlavamo prima. Allora, spesso alle interviste esordiva con un beh, M. Non era molto spedito, ma sicuramente efficace, anche perché non era per nulla banale, anzi riusciva a parlare di attualità e politica con spiccato senso critico e una certa distanza intellettuale. Spesso dopo le interviste prendeva un liquore al cioccolato, altre volte lo mischiava a un saporito succo di pere, che negli anni gli colava per la barba, interessando le malizie della signora Miso. Essendo un uomo sensibile e di spirito, aveva sempre la battuta pronta e non si tirava mai indietro rispetto all'esprimere opinioni. Amava le teorie e tutto ciò che non era convenzionale. Sapeva vincere le inquietudini sue e degli altri, semplicemente con un sorriso. Non pensava mai alla fine, ma sempre al divenire. Non un senso di rinuncia irrompeva nella sua voglia di vivere, mai uno scacco, mai un effetto di sconforto minimo o una distrazione. Gustavo andava da un parrucchiere e barbiere personale, Lorenzo, con cui non faceva altro che litigare. L'editore non si lasciava mai guastare l'animo, solo dal barbiere spegneva i telefoni, li lasciava sul tavolo vicino al pennello per la barba e alla schiuma, indossava quell'orrendo camice con le bolle blu e aspettava che Lorenzo facesse il suo lavoro. Odiava farsi mettere le mani addosso sulla barba e sui baffi. Seduto davanti allo specchio, aspettava e prendeva nelle mani uno scacciapensieri rosso con la forma di un arancio. Ecco anche i dettagli di cui parlavo, i dettagli poetici. Continuo un attimo perché non ho mai avuto il piacere di leggere, non mi hanno mai chiesto di leggere il romanzo, quindi è venuto anche il momento di poterlo leggere. Quella volta era ancora più nervoso perché Gustavo raccontava al barbiere che si sarebbe dovuto sposare a breve. Salvo impedimenti, Olga e Gustavo si sarebbero sposati in una sala del museo, per poi festeggiare in uno chalet sul fiume. Gli comprò un abito da sposa, elegante e raffinato, che le calzava molto bene. Quando cercava di misurarlo, appariva da un lato dello specchio Rossana, quasi immateriale, o forse totalmente immateriale, e dall'altro Marianne, la quale valutava l'abito riducendolo ad una costruzione sartoriale, senza tentare di mimare un comportamento empatico e affettuoso. La sarta suggeriva a Marianne come muoversi per aggiustare la coda dell'abito. Lei annuiva, guardava la stoffa con disagio e tentava di sintetizzare nella sua testa i movimenti che avrebbe dovuto ripetere nel caso ce ne fosse stato bisogno il giorno del matrimonio. Logicamente Rossana non si trovava in una sala d'attesa qualunque. Lo stilista dell'abito del capo era uno dei più conosciuti del mondo degli intellettuali. Era inattaccabile, pare non fallisse mai nei gusti delle spose o delle donne aristocratiche in cerca di abiti luminosi e sobri per le grandi occasioni, soprattutto serali. Rossana era invece vestita con una longhette di stoffa grigia.
seduta su una poltrona ferma in un angolo rialzato della sala. Dallo specchio si scorgeva la figura maestosa e gentile di Olga con l'abito da sposa. Anche se continuava a intimare la sposa di salvarsi, di riconoscere che era innamorata di un altro, la voce e la forza di Gustavo si spessiva nella mente della promessa. Lo stile di vita frenetico, contraddittorio, non le permettevano di avere altre amicizie durevoli. Si guardava per questo allo specchio, squadrando l'abito senza panico, senza appartenenza, senza storia, sopportandole entrambe. Questa è una breve parte dell'allestimento di questo matrimonio, quindi vediamo, sì, Olga che si trova a sposare quest'uomo molto facoltoso, però lei, ecco, è una donna coraggiosa, contemporanea, anche se mai grintosa, quindi lei si trova davanti allo specchio a misurare quest'abito scollato alla schiena e da un lato troviamo Marianne, che effettivamente era a lei vicina, ma come sappiamo Marianne non poteva avere alcuna stima per come lei apparteneva alla vita, e dall'altro lato aveva Rossana, quindi Rossana c'è. Non si sa se effettivamente c'è o non c'è, ma io direi che in un film esiste, sì, Rossana è una delle protagoniste. Quindi sì, c'è anche la parte di come Gustavo affronta la vita. Gustavo non amava per niente andare dal barbiere, andare dal barbiere, lui odiava farsi fare la barba, anche perché parliamo di persone molto note, come se oggi parlassimo dei più grandi giornalisti italiani o dei più grandi scrittori. Si parla comunque di una società di persone note, ricche. Quindi sì, anche i gesti più semplici potevano risultare odiosi agli occhi di Gustavo. E sì, questo matrimonio alla fine si è fatto sul fiume perché a Itac c'era il fiume, e quindi sì, questa potrebbe essere una delle letture che si possono fare nel romanzo, anche se spero che poi ne vengano fatte diverse anche pubblicamente. E appunto hai detto che quella del matrimonio è una delle tue scene preferite, che hai preferito anche scrivere. C'è un motivo in particolare o ti sei sentita semplicemente più vicina ai personaggi? E un'altra No, domanda che leggo è, sì. durante la scrittura, sei riuscita a mantenere una distanza anche dal punto di vista dei sentimenti, delle emozioni, dai personaggi, o ti sei fatta trascinare al punto che, finito, il libro, ti sei sentita come se giungesse al termine anche un'esperienza proprio della tua vita? Direi la seconda, direi effettivamente la seconda, grazie per l'analisi. Io ho cominciato a scrivere il romanzo, allora il romanzo visto così in questa formula vuol dire che viene da 400 pagine. Mhm. Le pagine che vediamo sono state tagliate, rifinite, quindi il romanzo era molto, molto più lungo. Questa formula è la formula che deriva dall'editing che si fa della scrittura. Sì, in effetti io quando ho terminato il romanzo ho sentito da me sì, come se avessi concluso un'esperienza, perché io sono riuscita comunque a chiuderlo dopo che sono stata in Toscana, che l'ho chiuso definitivamente, e ho vissuto anche per la prima volta la Toscana perché io non ero mai stata in Toscana. Il matrimonio perché mi è piaciuto tanto nel ricordo di questo? A parte perché il matrimonio è un'occasione lieta, in questo c'è un po' della Austen in me, c'è un po' della Austen. A parte per l'occasione lieta, però era un'occasione anche commovente e buffa. Perché nel matrimonio si vedono quanto sono buffi questi personaggi di questo romanzo. Il matrimonio in una grande sala con dipinti fiamminghi, e questa lunga coda dell'abito di Olga che finiva in fondo alla sala, e Marianne che cerca di tenere questa coda. Quindi sì, in effetti è un matrimonio buffo, un matrimonio contemporaneo di persone ricche che hanno a che fare con l'editoria, col giornalismo, anche col mondo della moda. Comunque i Miso sono celebri, sono conosciuti, le feste che facevano a Villa Miso erano pieni di personaggi di spessore, di intellettuali, quindi si parla comunque di persone in voga. Sì, e il matrimonio è un'occasione divertente, è un'occasione
che ha del comico, non ha un respiro narrativo, è un respiro Mm. romanzato, non ha quell'insistenza del thriller o, lo sconcerto dei delusi. No, i Miso non sono dei delusi. Questo non è un romanzo di frustrati, non è un romanzo di delusi. No, questo fortunatamente, perché la tentazione degli scrittori è quella sempre di scrivere un romanzo di delusi. Anche se per esempio, se vediamo Welbeck, la letteratura di Welbeck è una letteratura, se possiamo definire, delusa in un certo qual modo. C'è una rivendicazione, ma anche la rivendicazione amara. Invece in Origami non c'è l'amarezza della fine, così come l'amarezza della sconfitta, bensì c'è la tragicità della vita, c'è la drammaticità della vita. Sì, alla fine ha degli aspetti drammatici il romanzo, perché ha a che fare, impatta poi con la dimensione tragica della vita. Mhm. Però se vogliamo ci sono anche dei riferimenti a Broadway, quindi è un romanzo veramente che ha a che fare anche con questo aspetto artistico contemporaneo, un romanzo disinvolto sotto Mhm. questo punto di vista, è un romanzo disinvolto che parla di artisti, che parla anche della vita psichica degli artisti, perché si fa riferimento anche al suicidio. Ecco, come hai fatto? La domanda è come hai fatto a parlare di tutte queste tematiche? Beh, lo si fa perché si parla di flusso libero, un flusso libero contemporaneo, lo si fa, lo si deve fare perché bisogna scrivere un romanzo. Un romanzo deve avere necessariamente un fil rouge, una comunicazione efficace, un messaggio incisivo. I romanzi prolissi, un po' pedanti, non mi sono mai piaciuti. Ho sempre preferito i romanzi brevi, che non chiedono tante ore di lettura alle persone, ai lettori, che però lasciano la scia, lasciano proprio la coda della riflessione nel cuore. Io mi aspettavo che Origami venisse caratterizzato come una sorta di sveglia. Una sveglia che spinge il lettore a un'azione, sì, di risultato, che non deve essere un risultato mosso semplicemente all'entusiasmo della condivisione, sull'onda della condivisione forzata, perché a volte quando escono questi esordi effettivamente c'è da un lato si verifica il fenomeno dell'ostinata esacerbazione, dell'ostinato entusiasmo, a volte anche ingenuo, anche l'entusiasmo delle aspettative, e da un lato invece c'è la promessa di una professionalità, così come la presa di coscienza di tutte le verità che hanno a che fare poi col panorama editoriale, che è molto difficile, che è molto competitivo, estremamente competitivo, che la vita degli scrittori si può dire che viene illuminata solamente quando si inizia a vendere molto, e per Mhm. vendere molto si intende più di 10.000, 20.000 copie, 30.000. Questo ci riescono veramente solo le grandi case editrici. Anche se il percorso di uno scrittore è variegato, comunque non può essere mai previsto del tutto. Quindi può uscire un romanzo che hanno costruito a tavolino perfetto con l'editor, agente e agenzia, che però non ha l'impatto sul pubblico che era stato ipotizzato. E invece può uscire un romanzo che non ha il profumo dei soldi, però veramente si proietta come un romanzo valente, un romanzo che effettivamente ha un tessuto per cui una riflessione si può muovere, una riflessione sociale, una riflessione anche se vogliamo come una rilettura teatrale. Io non ho usato solo il registro teatrale perché anche Jane Austen
2 secoli fa, aveva a che fare col teatro, quindi utilizzava molto il teatro. Io non ho utilizzato solo il teatro, il romanzo può essere riscritto sia in un'opera teatrale così come in una riscrittura cinematografica, può essere fatta questa operazione, però in questa fase Origami è del genere romanzo. Romanzo breve, non può essere iscrivibile totalmente a un romanzo teatrale né a una sceneggiatura, non è vicino a una sceneggiatura, è un romanzo. Il romanzo non si presuppone di raccontare le scene, il romanzo presuppone di raccontare un qualcosa di particolare che può essere che può essere l'obiettivo universale per molti. Questo è il senso del romanzo contemporaneo e della letteratura contemporanea dei primi anni del 2000. E sì, ora che siamo nel 2022, io credo che Origami comunque calzi al pennello per essere un romanzo che abbia un certo tipo di realismo magico ed è un romanzo simpatico, non è un romanzo che resta antipatico al lettore. Oggi ho avuto modo di studiare diverse recensioni che hanno fatto delle ragazze sul Mansfield Park dell'Austen. Credimi che ne parlano malissimo. Ne parlano malissimo. Io credevo che solo Nabokov prendesse ancora delle definizioni veramente che feriscono, veramente stroncature proprio gratuite, ma parlano così male di questo romanzo che non ti aspetti che si possa parlare così male. Si dice che a metà del romanzo l'hanno buttato, a metà del romanzo i personaggi sono risultati antipatici, che è una storia prolissa senza senso, forse perché siamo veramente nei primi anni del 2000. Ecco, io spero di non trovare queste recensioni. Nel momento in cui io impatto col grande pubblico, magari attraverso un'operazione che verrà storica sicuramente, io spero che le ragazze capiranno lo spirito del romanzo. Io credo proprio di sì. Credo proprio di sì, che è un romanzo simpatico, non è un romanzo antipatico. Principalmente perché è stato concepito con simpatia. È un romanzo che veramente esprime simpatia in ogni punto. Non è un romanzo che si presuppone antipatico, non ne avevo necessità. No, non ho scritto un romanzo arrabbiata. No, ho scritto un romanzo che indossasse proprio le vesti del sentimento, dell'amore. Non ho scritto arrabbiata. Quindi si sente il respiro magico, il respiro affettuoso, consolatorio dei tratti. Il romanzo ha una funzione consolatoria. Ossia, quando lo si legge, si tende a consolarsi, a stare meglio. Non è un romanzo che arrabbia, Mhm. cosa che per esempio può fare Mansfield Park, perché Mansfield Park descrive a tante pagine, anche se molto più breve di Orgoglio e Pregiudizio, ma a tante pagine che fanno un po' arrabbiare, perché vediamo questa protagonista remissiva, che vediamo comunque situazioni che non possono essere cambiate. Ecco, in Origami non ci sono situazioni che non possono essere cambiate Mhm. dall'uomo, ci sono situazioni subite che sono il dramma contemporaneo, ci sono i drammi subiti, i drammi delle ingiustizie. I drammi delle ingiustizie che non sono paragonabili al dramma che stiamo vivendo in Ucraina, però qui c'è descritto un dramma dell'ingiustizia. Quindi, ecco, di fronte al dramma dell'ingiustizia, quante cose possiamo provare? Possiamo provare rabbia, ma non è una rabbia verso un progetto di scrittura o verso una situazione che potrebbe cambiare facilmente, non cambia. Queste situazioni descritte in Origami non cambiano, sono situazioni traumatiche e drammatiche per l'umanità, così come se avessi scritto della guerra. Io non sono una scrittrice di cronaca, ma sicuramente usciranno dei romanzi e molti su quello che sta accadendo sulla guerra, così come sono usciti all'epoca della guerra nei Balcani o di altre situazioni che hanno avuto a che fare veramente con la morte con la morte di migliaia di persone, stanno morendo tante persone, tante persone che muoiono scappando, quindi veramente è un dramma che prima
prima inondava i cuori di rabbia, adesso non sappiamo nemmeno più cosa provare, perché ormai siamo nel territorio dell'impossibilità a volte, dell'impossibilità, non c'è più la, la rabbia, quella vorace. Cioè, stiamo tentando di reprimere la rabbia perché l'unica cosa che possiamo fare è manifestare o è mandare aiuti. Mhm. Noi che cosa possiamo fare di più, se non quello di informare, se non quello di attivarci dal punto di vista intellettuale. Quindi in questo sì, è un romanzo che non descrivendo la situazione della guerra, descrive altri tipi di traumi che riguardano altre situazioni su cui ho voluto fare luce, mi sentivo e avevo promesso di voler fare luce con il mio primo romanzo, però non è un romanzo che arrabbia il lettore, perché c'è una sconfitta, ma è una sconfitta che capita nelle pagine di cronaca tutti i giorni ed è una Mhm. sconfitta che in quel tipo di dimensione che racconto è una sconfitta che è ripercorribile. Quindi chi ha letto il libro sa Edoardo cosa fa, cosa farà e cosa accadrà a Edoardo. Quindi Edoardo sì, è un eroe, è l'eroe del romanzo ed è anche il simbolo di una sconfitta e del dramma del nostro tempo. Quindi il romanzo, seppure è pieno di simpatia, è un romanzo contemporaneo perché esprime in effetti il lutto del tempo, il lutto del contesto, quindi anche l'impossibilità di pensare a quelli che veramente stanno peggio di noi sempre, per definizione nascono già senza possibilità perché i ricchi stanno pensando alle guerre. Una cosa così semplice, un concetto così semplice che non arriva ai cuori, che non arriva proprio all'evoluzione, un concetto semplicissimo. Invece di pensare alle guerre, bisogna pensare a chi nasce già con la morte sul collo, bambini che nascono già con la possibilità di morire. Un concetto facile per l'umanità, facile per i potenti, un concetto semplicissimo che non è mai stato approfondito, mai stato applicato. Ed ora ci troviamo a pagare armi per le guerre. Quindi in questo romanzo c'è il paradosso del tempo, assolutamente, il paradosso di ricchi e di quelli meno ricchi, dei borghesi così come quelli che vivono in ristrettezze economiche, il paradosso degli orfani e di quelli che hanno genitori che non li considerano. C'è il paradosso umano, così come il mistero, esiste. Mm. Quindi sì, spero vivamente che i recensori, i ragazzi possano cogliere questi aspetti del romanzo. L'ultima domanda, poi Sì. la lascio andare. E ha fatto riferimento a degli altri romanzi, altri progetti. Saranno collegati a Origami o saranno storie autonome, diciamo? Allora, io sto già scrivendo il secondo romanzo, quindi per questo mi vedi, perché la notte non dormo nel tempo libero, quindi mi fisso sul romanzo è dura, è dura, anche perché questo romanzo che sto andando a scrivere è totalmente diverso da Origami ed si proietta, io mi proietto già nelle 400 pagine, quindi veramente è un lavoraccio, è un lavoraccio però che ho iniziato già da tempo. Il problema di Origami è che io ne ho parlato tanto, quindi mi aspettavo che magari la storia proponesse qualcosa, quindi ho lasciato il personaggio della figlia dei Miso possibile di continuo. Allora, questo possibile di continuo si può sempre fare, si può fare, come ho detto, con una riscrittura teatrale, con il continuo di Origami stesso, si può fare in tanti modi. Come nella diretta con Vanni, anche Vanni riprende i personaggi, ma anche Nabokov riprende i personaggi. La maggior parte degli scrittori tendono a riprendere i personaggi nel corso dei loro libri. Nel secondo romanzo io non ho ripreso nessun personaggio, però non escludo che questo possa accadere. Eh, spero che tra poco parleremo del secondo, anche se facciamo fare la storia del primo, perché senza la storia del primo il secondo insomma, non può migliorarsi, invece tendiamo sempre a migliorarsi come pensiero, come attitudine.
tendiamo sempre ad approfondire, a migliorarci, anche perché se non ci miglioriamo non siamo obbligati, perché altrimenti vediamo del tutto. Io sono andata molto lenta in questi anni e ho sofferto tanto di solitudine. Dovevo andare veloce, dovevo svegliarmi prima. Io ho parlato di tanti anni perché tu mi hai fatto riflettere sul passato. Dovevo andare veloce, dovevo affrontare i problemi di petto, dovevo affrontare anche gli altri, la competizione di petto, dovevo subito dire quali erano le mie posizioni. Ma siccome io ho un'indole, se vogliamo Fanny, la piccola Fanny che c'è in me, ho Capisco. un'indole, ho a volte un'indole tranquilla, serena, e ho sempre pensato che andasse meglio, che il giorno dopo andasse meglio di quello prima. Non è così. Senza un'azione non vanno bene le cose. L'uomo è mosso all'azione. Si parlava di azione e contemplazione in una diretta che ho fatto con un poeta, con Fabrizio Bacek. Ecco, tra azione e contemplazione, oggi scelgo l'azione. Con la sola contemplazione non si può fare vita, non si può fare rivoluzione sociale, non c'è cambiamento, non c'è perturbamento. È vero, Gandhi e altri grandi con la non violenza e con un certo tipo di contemplazione hanno cambiato la storia dell'umanità. Non è questo il caso degli intellettuali, soprattutto in questo momento. Anch'io sono investita di questo mandato. Così come tu hai fatto azione, perché stiamo facendo azione, e tu lo fai a nome dei tuoi studi, della tua università, anch'io faccio azione. Secondo me fare azione oggi è la cosa più sensata. Ogni giorno fare azione, non passare un momento in distrazione, un momento di contemplazione, perché non è più il momento della contemplazione, sia a livello cosmico che a livello privato. Quindi in passato ho sbagliato perché ho preferito per dei giorni approfondire i libri, studiare senza fare azione. Dove per azione si intende anche non propriamente militanza, perché molti intendono la letteratura d'azione come una letteratura militante, nel senso stretto di come si intendeva tanti anni fa. Ma oggi io non distinguerei nemmeno di fatto la letteratura classica da quella militante, perché tutta la letteratura tende ad essere militante, coi media, coi mezzi. Quindi anche il professarsi non direttamente militante diviene ad essere una militanza in sé. Quindi anche il concetto di militanza e di azione è cambiato in letteratura. Però tant'è che oggi non si può fare letteratura senza una vera militanza, senza un'azione, se per militanza si intende azione ed è così. Quindi il mio obiettivo è quello di fare azione ogni giorno, a costo anche di non dormire la notte per farla. Quindi questa è la ripromessa che mi pongo, di abbattere quella Fanny in me, di essere un po' più Olga da questo punto di vista, se c'è un dualismo attraverso i secoli. Certo. Ok, allora ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e cercherò di salvare la diretta così da pubblicarla anche sul profilo. E niente, ti ringrazio tantissimo. Ti sono grata, Giorgia, grazie per quello che abbiamo fatto, per quello che abbiamo mosso e grazie per quello che hai portato alla letteratura, se letteratura possiamo definire quello che abbiamo fatto e penso proprio di sì. Grazie. Grazie a Ci te. aggiorniamo a presto. Ciao. Ciao, buona serata. Ciao a tutti, grazie per averci seguito.